Per un pugno di voti. 2000 preferenze in più consacrano Deborah Serracchiani, 42 anni, nuova presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Il candidato del centrodestra, il governatore uscente Renzo Tondo, ha ottenuto infatti il 39% dei voti, contro il 39,39 della Serracchiani alla guida del centro-sinistra. Una vittoria strappata nonostante la crisi del PD nazionale. Già ieri, quando il risultato si giocava al photo finish, la Serracchiani aveva sbottato. Se non c'era Roma sarebbe stata una asfaltata. Lo ripete oggi in un'intervista alla Stampa. Ho vinto perché dal 25 febbraio non sento nessuno del mio partito. E ospite questa mattina a Coffee Break sulla 7, la neogovernatrice svela che Bersani non l'ha chiamata, neppure oggi. Non ho ricevuto una sua chiamata e ho il telefonino tempestato di messaggi, può darsi che ce ne sia anche uno dei suoi, non lo so. Nessuna telefonata, racconta, nemmeno dalle donne del PD. Intendo non raccontarvi le cose strepitose che ha fatto il Friuli Venezia Giulia, ma intendo parlarvi di due parole d'ordine, perché io credo che ci sia un momento particolarmente difficile. Questo è un momento complicato e anche, se volete, un momento storicamente pericoloso. E io vorrei parlarvi di due parole d'ordine: unità e responsabilità. Devo essere onesta, in realtà una riforma così importante come la riforma della sanità ha avuto un consenso straordinario e molto ampio. Lo ha avuto non soltanto tra gli operatori, tra le persone che sono direttamente interessate perché lavorano nella sanità, dai sindacati, lo ha avuto anche da tantissimi cittadini. C'è un punto critico. Il punto critico è soprattutto sull'ospedale di Gemona. Per la riforma del sistema sanitario approdata la discussione del Consiglio regionale, un provvedimento che, così concepito, modificherebbe l'attuale sanità, depotenziando gli ospedali dell'Alto Friuli. Cittadini e sindaci della comunità montana non ci stanno e inoltre 350 hanno fatto sentire la loro voce sotto il palazzo di Piazza Oberdan per chiedere una revisione del disegno di legge. Un documento a difesa dell'ospedale di Cividale. 20 sindaci delle valli del Natisone e delle zone contermini sono pronti a dare battaglia sulla riforma sanitaria. Il 15 settembre si terrà una riunione congiunta dei consigli comunali da cui scaturirà un documento condiviso. Ma l'assessore Telesca parla di allarme ingiustificato. I primi a difendere l'ospedale di Cividale siamo noi. Nella nostra riforma questa struttura ospedaliera mantiene una serie di funzioni, si implementano alcune cose. Penso che sia anche molto semplice se riusciamo a uscire da certi egoismi o a volte anche da qualche strumentalizzazione politica che in questo caso proprio non è funzionale al miglioramento delle cose. Basta con i litigi e i conflitti dettati da logiche di partito. L'assessore Telesca risponde così a distanza alle proteste dei sindaci della Bassa Friulana scesi in strada sabato scorso per difendere l'ospedale di Latisana. L'esponente della giunta Serracchiani tira dritto sulla riforma sanitaria. Palmanova e Latisana lavoreranno quindi in rete in un'ottica di ospedali di rete. Ma quello a cui stiamo lavorando con la Repubblica di Slovenia è anche avere la possibilità che i cittadini italiani che fanno nascere i loro figli a fascia interna vengano registrati all'anagrafe a Gorizia. Quindi quel bambino non nascerà in Slovenia, ma quel bambino dovrà essere registrato a Gorizia. Allora, qual è la proposta che vi faccio? Questa riforma della sanità viene depositata e firmata martedì e inizia questo suo percorso. Allora io vengo a vostra scelta tutti i mesi in consiglio comunale che, guardate bene, non per sentire questi interventi, no? Non per sentire questi interventi, ma per farvi si possono fare due cose: incontrare i cittadini insieme al sindaco tutti i mesi e io vi relaziono su tutti i passaggi che fa la riforma della sanità
dicendovi esattamente tutti quelli che sono i servizi che vanno in questo ospedale e tutti quelli che magari vengono riconvertiti in sinergia con Monfalcone. Esattamente come tutto quello che c'è scritto qua dentro. Io vi do la mia disponibilità, se non mi interessa ragazzi, non importa, lo farò ugualmente con i cittadini, di venirvi a relazionare esattamente ogni mese su quella che è il percorso della riforma e il percorso nascita. Perché il percorso nascita voglio che lo vediate fisicamente, voglio che capite esattamente di che cosa si tratta, voglio che vediate quella convenzione, voglio pure che facciate con me tutto il percorso sul territorio per garantire quei servizi che in questo momento non ci sono. Perché mi dispiace, consigliere Oretti, se lei ritiene che io sia venuta su questo territorio soltanto in campagna elettorale, sbaglia. Perché io continuo a venire in questo territorio e mi fa piacere vedere delle persone che vedo costantemente nella provincia di Gorizia, con cui mi rapporto costantemente e con cui stiamo facendo quel lavoro che io mi auguro anche questo Consiglio faccia. E qual è questo lavoro che vorrei che questo Consiglio facesse? Proprio perché il Consiglio Comunale desse di nuovo centralità alla città, scrivendo quella vocazione territoriale che questa città deve ritrovare in fretta. Perché, ripeto, non è solo una questione di punto nascita. Sulla sanità la garanzia vi viene data dal Presidente della Regione. Io sarò qua tutti i mesi mi potrete insultare e chiedermi conto di quello che farò sulla riforma della sanità. E non vi prenderò in giro, vi racconterò, perché vedete che ci metto sempre la faccia, quello che si può fare e quello che non si può fare, quello che riesco a garantire e quello che non riesco a garantire. Io lo faccio, ma voi fate lo stesso con i vostri cittadini, tutti i giorni. Ai sindacati dei medici non piace la riforma sanitaria regionale, tagli dappertutto dicono e territorio per ora ignorato. Sono riunite oggi a Trieste per discutere lo stato di attuazione della riforma sanitaria in Friuli, Venezia Giulia. È emerso un profondo disagio della categoria che esprime serie preoccupazioni sulla tenuta strutturale del sistema e teme pesanti ripercussioni per gli utenti. Il servizio è di Maurizio Mervar. La riforma sanitaria regionale si basa su dati apparentemente scientifici ma in realtà inattendibili. È durissimo il giudizio dei medici sull'operato della giunta Serracchiani in questo settore. 578 posti letto in meno in Friuli Venezia Giulia, taglio di 80 reparti, sono il 30% del totale. Le file ai punti di pronto soccorso sono già una realtà, così come i numerosi malati accolti fuori reparto. Per bilanciare il ridimensionamento degli ospedali, l'assessore Telesca ha più volte annunciato il potenziamento della sanità territoriale, che però non è mai cominciato. I centri di assistenza primaria ad orario prolungato dovevano essere almeno 40, ma finora ce n'è uno soltanto. Dove si tagliano i reparti si tende molto spesso a lasciare in piedi, a lasciare attivo il solo reparto universitario. L'universitario tende a occuparsi dell'assistenza che gli serve per quello che gli interessa nell'ambito di didattica e ricerca, quindi non punta all'assistenza pubblica. La centrale unica di Palmanova, a quello che sappiamo, non è ancora partita, non è ancora stato progettato l'impianto informatico e soprattutto non sono stati ancora stabiliti i ruoli di chi andrà a lavorarci. E alla riunione erano presenti anche i comitati locali di difesa della sanità che contestano il depotenziamento dei piccoli ospedali di rete a Gemona, Cividale, Sacile e Maniago. Questa riforma, che parla tanto di servizio sul territorio, sacrifica proprio quegli ospedali che potrebbero essere la valvola di sfogo per i grandi ospedali, evitando così l'intasamento ed evitare che un paziente passi tante ore in un pronto soccorso anche per un semplice codice verde. Frattura in Consiglio sui punti nascita per Pustetto di Sel, rinnovare quello di Palmanova costa molto più di Latisana. Prosegue il nostro viaggio.
Dal consigliere Pustetto di SEL, che fa parte della maggioranza che sostiene Serracchiani, parte in mattinata un nuovo siluro all'indirizzo della Giunta, più precisamente dell'assessore Telesca. Riguarda la spinosissima questione di quale punto nascita sopprimere tra quello di Palmanova e quello di Latisana. Secondo Pustetto, ma anche secondo il Movimento 5 Stelle, i dati comunicati dall'azienda sanitaria alla Commissione regionale sui costi necessari ad adeguare le due strutture non sono quelli riportati in un documento interno, lo studio di fattibilità per l'accorpamento del punto nascita, illustrato in aula nel corso di un'interrogazione. Documento, spiega Pustetto, ottenuto solo dopo aver minacciato i vertici dell'azienda sanitaria della Bassa di un ricorso alla Procura della Repubblica. Secondo i dati illustrati dal consigliere di SEL, mettere in funzione il punto nascita di Latisana sarebbe costato 300.000 euro solo di arredi, cifra peraltro giudicata sovrastimata, mentre per mettere a posto Palmanova servirebbe quasi 1,5 milioni di euro. Si voleva, rendere più facile l'accettazione che si spostava il punto nascita da Latisana a Palmanova, perché se si fosse saputo che a Palmanova le opere da fare erano consistenti, forse anche questo avrebbe influito in una possibile decisione. Il consigliere Pustetto si assume tutte le responsabilità delle cose che dice. Detto questo, mi pare un modo per spostare completamente l'attenzione, perché noi quando parliamo di punti nascita parliamo di sicurezza della donna, sicurezza del neonato, delle linee guida nazionali e non di lavori sui muri o ristrutturazioni che nulla hanno a che vedere con questo problema. Io volevo sapere una cosa, un garante super partes che controlli i numeri e pensi dai i numeri. Signora, se partiamo dal fatto però che lei pensa che io metta sui numeri e lei non ci cederemo mai nessuno. No, perché per il mio mestiere che faccio ho una responsabilità che prevede anche delle responsabilità penali. Quindi le posso assicurare che i numeri che vengono dati dall'amministrazione regionale sono certificati e veri. Importante questo. No, ma questo ci mancherebbe. E siccome io non mi fido di nessuno, me li sto prendendo singolarmente vedendo anche tutte le cartelle. Per cui vi prego di pensare che i numeri che avete sono numeri veri. Poi possiamo ragionare, vedere, perché è un problema anche mio, perché poi la responsabilità è mia, mi possono dare dei dati falsi, poi però la faccia la mia, che non so la faccia, per cui se permette sono... Il tema è del pronto soccorso. Allora, il tema del pronto soccorso. Noi abbiamo circa 35-40 in media, accessi al giorno al pronto soccorso di Gemona. Questo è più o meno i numeri, spero che tornino perché sono i flussi che abbiamo, quindi sono veri i dati, non sono falsi. Di questi abbiamo circa il 60%, oltre sono codici bianchi, quindi se facciamo una tara circa 28 sono prestazioni di codici non di comunità bianchi che possono anche essere seguite dalla medicina generale se ben organizzata. Quindi rimane un residuale complesso estremamente modesto. Diciamo che i codici rossi in un anno sono 29 in questo pronto soccorso. Impossibile. 29 Impossibile. in un anno. Codici rossi in Quindi noi stiamo parlando di cose, poi già sono un po' così, non sono poi molto di più. Quindi il tema è dire 29 codici il pronto soccorso, secondo chi legge i testi, quelli siamo anche dei tecnici, abbiamo dato anche dei consigli dalla parte politica, devono tenere conto di alcuni requisiti di pronto soccorsi. Tutti lo sanno, 2 al devono mese, avere sia pronto soccorso 2 al mese, ma dietro quello che conta, che si chiama pronto soccorso, sono le strutture che stanno alle spalle. E cioè le chirurgie, le radiologie, le rianimazioni, le cardiologie, tutta una serie di prestazioni che garantiscono e qualificano un pronto soccorso. Allora, è un pronto soccorso quello che abbiamo a Gemona? Se l'abbiamo stato dato non potrà essere più un pronto soccorso. Allora chiamiamo le cose come sono. Cioè chiamarlo punto di primo intervento non è una cosa che dequalifichi, perché la presenza medica non è che la presenza medica non ci sia, cambia la modalità della gestione del paziente. E allora lasciatelo pronto soccorso. Lasciateci i vostri letti di
estremamente importanti. Non sono sottili, lo sto dicendo perché è giusto che ognuno di voi abbia le informazioni, si aggiorni, vada sui siti internet, guardi tutti i documenti. Anche quello che abbiamo fatto. Esattamente lo sto dicendo. Quindi noi abbiamo riqualificato, brutta parola, abbiamo dato il nome preciso alle cose che stanno facendo. Quindi questo è l'aspetto che noi abbiamo. Perché questo deve tutelare prima di tutto i cittadini, i pazienti, perché quando c'è una situazione che è grave, deve essere preso e portato via immediatamente, perché non è accettabile che qualcuno a 48 anni possa morire dentro un pronto soccorso così impropriamente chiamato. Però bisogna stare molto attenti che noi dobbiamo agire tenendo conto quando un professionista agisce, come abbiamo visto la responsabilità della nostra collega del Servizio Sanitario Regionale, deve agire però anche con la tutela dell'organizzazione che non faccia errori. Ci stiamo, non so esattamente di cosa stiamo parlando. Sì, ma per uccidere uno non serve strozzarlo, basta togliere l'ossigeno perché il pronto soccorso. Poi c'era stato, quindi i dati sono i dati che noi abbiamo raccolto anche dalle persone che voi conoscete, quindi è tutto assolutamente vero. Poi non è una difesa dell'ufficio, ma certamente per quanto riguarda le ambulanze è vero che le sole sono molto utilizzate, quindi però noi non è che le portiamo via l'ambulanza, anche se fa 4 interventi al giorno in media, massimo 8 a 2 al giorno. Certo, bisogna presidiare il territorio, ci deve essere, non abbiamo detto che la togliamo lì. C'è il problema vero che diceva la vostra prima infermiera, che le zone più lontane probabilmente hanno bisogno di avere una protezione maggiore, e quindi non è mettendo il pronto soccorso a Gemona, vengo davanti anche la cartina di Città, a Gemona proteggiamo e tuteliamo le aree più lontane. Quest'anno perché siamo vicino alla statale, vicino all'autostrada. Ha promesso anche il Presidente che dobbiamo vedere la distribuzione delle ambulanze, e quello è il no per dire fondamentale. Pregate Dio che non venga. Poi ripeto, le portiamo dove serve la cura migliore a quel paziente, a quel cittadino. Se non è chiaro, questi almeno elementi di base, quello che ci ha sorretto nel nostro ragionamento. Quindi si vuole portare via nulla, si vuole semplicemente ridare più sicurezza. 29 codici all'anno? Ho detto, no, aspetta. Ospedale per la salute, quindi è un presidio importante. No, ma ho sentito bene. Chiudendolo alle 8 di sera, lei garantisce. Grazie, abbiamo ancora prenotati 6 no, facciamo mi spiace, non ce la facciamo. Facciamo un'altra volta allora, dai. Sapevate, con la ruota in corso, andate così a farlo. I codici rossi nel secondo semestre del 2013 entrati in pronto soccorso a Gemona sono 116. E quali numeri avete? Ci date i numeri o cosa? O li date? No, io adesso lo dico. Sì, no. Mi correggo. Scusate, se posso anche sbagliare. No, non si può sbagliare. Qui il gioco alla salute. Penso su questi dati. Forse state sbagliando anche altre cose, eh? No, i numeri sono qui, sono quelli del suo collega. No. Sì, però come mai due pronto soccorsi vicino San Daniele e Spilimbergo? No, lasci finire per favore. Sono 116, ha ragione. Ce lo dice adesso! No, non è serietà! Non c'è serietà! Cazzo! Io vado, mi dispiace. Io vado. Prendo in giro, io
raccontare poi che ci siamo accollati il debito dell'altra azienda sanitaria, visto che il come ha già ricordato, è stato già ricordato precedentemente, la precedente azienda sanitaria Alto Friuli aveva i conti a posto e adesso ci ereditiamo un buco della perché fa così assessore? Cioè non è stato smentito. Capire cosa vuol dire avere i conti. No. Allora, di fronte a questo... Chiamo la domanda. Vabbè, però sì, non si possono neanche negare dei dati che escono sulla stampa, che non vengono smentiti e girare la versione sempre a proprio piacimento. Comunque andando avanti, auspico che... più precisamente in riferimento al pronto soccorso di Gemona del Friuli, dove andranno le osservazioni temporanee che adesso fanno capo a questo servizio. Nel 2014 erano più di 1300 e il primo semestre del 2015 625 secondo dati aziendali. L'ultima domanda che esula un po', però la ritengo particolarmente importante per un fatto di trasparenza, visto che comunque questo viene sbandierata continuamente, in riferimento al direttore centrale della salute Marco Longo, che sempre secondo la stampa è indagato per truffa, qualora venisse inviato a giudizio se verrà sollevato dall'incarico. Direi che adesso ci sarà la risposta finale dell'assessore Telesca, che ringrazio ancora per la disponibilità, anche perché molte domande sono delle giuste provocazioni di gente sul territorio che vede la riforma in senso detrattivo invece che in senso di miglior funzionamento. Questa è un'opinione sua. Questa è un'opinione sua. Più la gente non si arriverebbe a questi problemi. Siamo cittadini. La risposta dell'assessore Telesca. La sua opinione poteva tenersela, dottoressa Galizia. Non le abbiamo chiesto la sua opinione. Dati tecnici possibilmente. Pare che c'è libertà di opinione da parte di tutti. Ah sì, peccato, perché non con una a volte il confronto sarebbe utile se si potesse fare una che lì non dice la sua opinione. Posso? No. Per quanto riguarda l'elicottero, si sta iniziando, c'è un gruppo di lavoro che sta andando a verificare dove ci sono i posti, perché voi sapete che deve venire l'ENAC, i piloti stanno cercando di capire, sono stati già l'altro giorno, mi ha detto, a fare un sopralluogo nelle valli del Natisone, c'è il ragionamento della Tisana, ci sarà anche qui, insomma via via richiede una serie di interventi, prima di ricognizioni, poi di autorizzazioni, ma si sta andando avanti. Bene, tutto il resto degli interventi sono gli interventi del comitato di Gemona, perché adesso su Gemona, dal pronto soccorso, appunto del primo intervento, darò la parola al dottor Benetollo, perché noi abbiamo già fatto e già detto cosa farà. A Glemonensis non è venuta. Come? Al Glemonensis per 2 anni consecutivi non è venuto direttamente il direttore, però avevamo chiesto esplicitamente una figura regionale, non una figura direzionale. Adesso che lei è qua potrebbe risponderci, Sì, vero? Sì, grazie. credo che vi sia stato illustrato ben più volte il progetto Gemona, per cui però prima di parlare del progetto Gemona dico l'ultima cosa, guardi, siamo qua per parlare di sanità, è spiacevole che io sono disponibile ai confronti a dirvi cosa faremo di Gemona, tutto quel che volete. La invitiamo? Che si parli di una situazione personale, parlato di una persona che in qualità di direttore generale ha avuto un avviso di garanzia, cosa che è, se voi sapeste cosa vuol dire fare il direttore generale, sapreste che quasi tutti i direttori generali di aziende prima o poi hanno degli avvisi di garanzia che poi normalmente si risolvono, e mi rifiuto di rispondere al resto della domanda perché credo che questo sia scorretto. Mi dispiace. Detto questo, parliamo di Gemona.
consigliere Postetto è saluto con piacere come gli altri consiglieri regionali, la cui rappresentanza è trasversale e ha un significato. Ha un significato. La persona viene prima dei partiti e le riforme si fanno per la gente, non per far carriere. Non per far carriere. Non si sottomette la salute dei cittadini di una regione per ragioni di strategia politica a livello nazionale. Non è etico. Non è etico. Mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Dicevo che a livello regionale si è parlato tanto di assistenza territoriale, la dottoressa Stardi l'ha illustrato. Io ho sentito per mesi parlare di medici di medicina generale che avrebbero lavorato H24 giorni. Non è stato così. Siamo a H16, cioè in questa regione di notte non ci si ammala. Non so se mi sono spiegato. O se ci si ammala, si va. Lo vedo laggiù, dal dottor Dauda. Sì, la pausa è voluta. Si va in altre parti dove il collo di bottiglia necessariamente esplode. Io non voglio fare terrorismo, non voglio dare parte a nessuno. Abbiamo la possibilità, e anch'io spero che il Consiglio risponda diversamente da come ha in qualche maniera fatto presagire le notizie uscite sul giornale. Sarebbe inaccettabile, sono d'accordo con il consigliere. Come si fa a aver paura della scelta dei cittadini? Il confronto va sostenuto, va arricchito, va sviluppato, va data continuità a questa partecipazione, anche perché vediamo l'astensione della politica che cosa sta producendo. Una disaffezione pericolosa che mette a rischio la nostra democrazia, la nostra storia, la nostra identità, le nostre conquiste. Dicevo che in questa regione e nel resto d'Italia ci si ammala 16 ragioni. Sono state raccolte 2.500 firme nel giro di pochi giorni, a fronte di solo 500 che bastavano. 9 comitati in tutto il Friuli si sono riuniti, significa che tutto il Friuli vuole che questa riforma sanitaria venga abrogata. Siamo allo sfascio totale con la sanità. Quindi io sono qui a titolo personale come rappresentante di Triestini in lotta. Mentre il Consiglio regionale decideva sull'ammissibilità o meno di 3 quesiti referendari, sulle UTI, sulla nascita di 2 realtà amministrative sulla falsariga di quelle di Trento e Bolzano, ma soprattutto sull'abrogazione della riforma sanitaria, Piazza Oberdan è stata teatro di una civilissima, ma non per questo meno sentita, manifestazione di protesta, che come del resto era facile prevedere, si è trasformata subito in un attacco alla riforma regionale sanitaria, anche se, come ha sottolineato il sindaco di Grado, da un punto di vista più prettamente politico l'approccio deve essere differente. La nostra regione non ha saputo comunicare bene quali fossero quale fosse la sostanza di questa riforma, e questo è avvenuto anche sulla riforma sulle UTI. Ora, in un momento di estrema debolezza da parte del centro-sinistra, dopo aver preso 2 sberle alle amministrative, ricordiamo la perdita di Trieste e quella di Pordenone, fare un atto di forza di questo tipo è secondo me deleterio. Approfitti la Regione di questo appuntamento referendario per venire a sostenere la propria riforma in ogni piazza, in ogni strada, e per ricucire con la cittadinanza. Stamani in piazza comunque l'appartenenza politica ha contato poco o nulla di fronte alle rimostranze dei cittadini che, giunti appunto da ogni parte del Friuli Venezia Giulia, hanno voluto semplicemente farsi sentire e magari essere ascoltati. Noi siamo tutti cittadini, siamo senza bandiere come vedete partitiche, stiamo solo facendo l'interesse di noi tutti. Io parlo dell'Isontino, l'Isontino è stato un disastro, ci hanno tagliato, partendo dal pronto soccorso agli ospedali, hanno tagliato tutto ciò che potevano tagliare.
I promotori del referendum, sentenza alla mano, hanno smontato tutte le obiezioni all'ammissibilità del quesito ed hanno comunque tenuto a separare l'aspetto più strettamente burocratico-politico della riforma, responsabile stando ad essi dei danni al sistema, dal giudizio sul lavoro di medici ed operatori. Ho avuto bisogno di cure eccetera e ho visto che al di là dei medici che sono eccezionali, gli stessi si scontrano contro liste d'attesa interminabili e altri problemi di vario tipo. Quindi onore al merito a chi lavora all'interno della sanità, però loro possono fare fino a un certo punto, chiaramente. Non ammissibili, non si terranno i referendum su sanità e UTI e non ci sarà nemmeno quello per l'istituzione delle province del Friuli e di Trieste. Compatto il centrosinistra in Consiglio regionale con l'unica defezione di Pustetto di Sel. Riforme perfettibili, ammette la maggioranza, ma sul piano politico il giudizio sarà dato col voto del 2018. Un no accolto con rabbia all'esterno del Consiglio regionale dai comitati referendari. Questo è quanto di più antidemocratico ci possa essere, è una decisione contro il popolo e il popolo oggi, come ha dimostrato, reagisce. Il Friuli reagisce e non dimentica questo affronto alla democrazia. Una giornata triste per la politica regionale, dice il capogruppo di Forza Italia Riccardi, che tira in ballo direttamente la presidente Serracchiani. Se avesse avuto coraggio avrebbe dato voce ai cittadini e i cittadini avrebbero dato quel giudizio che lei dice di voler aspettare le elezioni. Mi sembra abbastanza un modo per una classe dirigente che si immagina di poter governare il Paese, un modo abbastanza brutto per poter chiudere una pagina, dove il Consiglio regionale oggi ha dato prova anche di rilevanza politica. Serracchiani replica rilanciando il lavoro fatto e il confronto con i cittadini. È una riforma, quella della sanità, che sta producendo già effetti positivi, dalle cure dentistiche gratuite all'abolizione del super ticket, passando per le prossime nuove 200 assunzioni solo nel 2016 tra il personale sanitario. Ovviamente non siamo sordi a quello che ci dicono i cittadini e quindi cercheremo di attuare le riforme ascoltando i territori e anche superando le criticità che alcuni hanno sollevato. E dopo la direzione nazionale del PD di ieri, che non ha messo in discussione il suo ruolo di vice segretaria, Serracchiani annuncia un nuovo impulso al partito in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo un partito democratico che è molto presente e radicato sul territorio, deve ritrovare un po' la spinta non solo sulle riforme ma anche sulla politica. Abbiamo degli appuntamenti, la prossima settimana con la direzione regionale ci confronteremo lì. Buonasera. Posso chiedervi, siamo in un paese democratico noi in Italia, e perché ci avete bocciato il referendum? Cioè, il referendum è uno strumento democratico? Sì, certamente. E perché ci avete bocciato sulla riforma sanitaria, visto che avevamo raccolto 2500 firme in poco tempo? Perché il quesito era inammissibile, è una questione tecnica. Guardi signora, io non ho nessun problema a darle la motivazione che è stata la motivazione che tutti i consiglieri regionali in maggioranza hanno votato, me compreso. Il quesito era inammissibile, formulato diversamente quel quesito poteva essere ammissibile, allora evidentemente entravamo nel merito se dire sì o no. Era un quesito inammissibile, credo che nella raccolta delle firme vi sia posto il problema se il quesito era ammissibile o no. Sì, andava bene. Anche per me la riforma sanitaria va bene, però se per me non va bene. Però siete stati salvati, no, dalla vostra... No, dopodiché se lei mi chiede se sono d'accordo su come la legge regionale gestisce il referendum, sono d'accordo con lei, non dovrebbe votare il Consiglio regionale da solo, dovrebbe anche votare per esempio sull'ammissibilità del quesito l'ufficio di presidenza, magari allargato a degli esperti o addirittura un organo terzo. Se riusciremo ad arrivarci sono ben contento. Quindi se lei ci dà la possibilità di ripresentare il referendum... Non funziona così? Va bene, grazie. Firme per la richiesta del referendum, ma poco interessa
a questa regione, soprattutto alla luce di quanto accaduto il 5 luglio in Consiglio regionale. Deve sapere, Presidente, che contestualmente al ricorso al TAR dei Comuni, i cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno raccolto le firme necessarie perché fosse indetto un referendum abrogativo, proprio sulla legge di riforma degli enti locali. Ebbene, il Consiglio regionale, che ha la potestà di decidere sulla ammissibilità dei referendum regionali, ha respinto la richiesta dei cittadini. Questo gesto dimostra tutta la forza che ha la Regione Friuli Venezia Giulia, in forza delle sue norme. Potrà decidere le associazioni tra comuni e, se lo ritiene, respingere le richieste dei cittadini. Mi dica lei se questo è lo specchio della democrazia così come pensata dai nostri padri costituenti.